a tutti, buongiorno, ciao ragazzi e ragazze, benvenuti. Come va? Siete stanchini? Insomma, un pochetto. Vabbè, grazie di essere venuti qui, di esservi seduti qui, di aver scelto di partecipare a questo incontro. Durerà circa un'oretta. Avete tutti la paletta? Fantastico, perfetto. Non sveliamo ancora cosa vi servirà. Allora, intanto io mi presento, mi chiamo Daniela Dalzotto, lavoro in ENAIP da tantissimo tempo, dal 2009, e mi occupo in particolare di progetti di mobilità formativa, ok? Andiamo a vedere adesso, tra un attimo, di cosa si tratta. Sono qui oggi assieme a... Buongiorno a tutti, io sono Sara Bollarino, sono Project Officer in ENAIP Veneto da pochissimo invece, da un annetto, e anche io mi occupo di progetti internazionali e supporto Daniela nei progetti di mobilità internazionale. Ok, vediamo se questo funziona. E vai, grande. Allora, come prima cosa, 2 minuti per spiegare cos'è ENAIP Veneto. Ok, magari 2 minuti non bastano, ma almeno vi diciamo, insomma. I ragazzi che frequentano le nostre scuole sanno cos'è, magari non tutti i presenti conoscono ENAIP. È un ente di formazione professionale nato ancora nel 1951. Siamo presenti in tutte le province della nostra regione con 18 scuole di formazione professionale. Copriamo tutto il territorio, da Longarone a Portoviro, quindi dall'estremo nord all'estremo sud della regione, da est a ovest, a Treviso, a Verona. Abbiamo queste scuole dove abbiamo classi, laboratori, dove formiamo ogni anno, davvero sono migliaia di ragazzi e di ragazze, di giovani e di adulti, che frequentano appunto le nostre scuole per imparare un mestiere, per aggiornarsi nel caso degli adulti o riqualificarsi. Li aiutiamo anche nel caso abbiano bisogno di rientrare dopo un periodo di inattività nel mondo del lavoro, li aiutiamo a riqualificarsi, li orientiamo. Quindi questo è quello che facciamo. Principalmente siamo conosciuti per questo. Però accanto a questo abbiamo anche un'area internazionale molto attiva. Pensate, ci sono, voglio dire, io ho 15 colleghe che lavorano proprio soltanto nei progetti internazionali. Siamo molto presenti e in particolare io, Sara e un altro paio di colleghe ci occupiamo di mobilità formativa. Vuol dire che organizziamo questi progetti di formazione che invece che avvenire nei nostri centri avvengono all'estero, quindi diamo l'opportunità agli allievi e alle allieve dei nostri centri di andare per un periodo più o meno lungo all'estero a fare cosa? Adesso provo a raccontarvelo un po', perché ci sono tanti tipi diversi di mobilità. Allora, la prima cosa che viene in mente a uno è vado all'estero, magari faccio un corso di lingua. Ora, classico corso di inglese, le mete le conosciamo, insomma restiamo in ambito europeo principalmente, si può andare all'estero quindi per migliorare una competenza linguistica, l'inglese, ma perché no anche lo spagnolo, ma perché no il francese o il tedesco, ne facciamo di tanti tipi. Anzi, oggi saluto insomma che abbiamo anche qui i nostri partner che si occupano della formazione inglese all'estero dei nostri ragazzi. Un'altra cosa che si può fare quando si va all'estero è fare una visita studio, diciamo, tipo una gita. Ups, mi è scappata. Tipo una gita, non solo una gita. Si va, magari si visita una città, si visitano anche le attrazioni, la parte storica, si conosce un po' una cultura di un altro paese, però è sempre inserita in un percorso di studi che state facendo, per cui se siete una classe di informatica, per dire, magari si va all'estero e si visita anche qualche azienda o qualche studio del vostro settore, così come magari qualcuno che si occupa di turismo va a vedere qualche super albergo bellissimo dove si lavora molto bene. E quindi il percorso è tematico. Una cosa molto bella che si può andare a fare all'estero e che è tanto importante per noi della formazione professionale sono i tirocini, quindi le esperienze di quelli bravi lo chiamano work-based learning, quindi l'apprendimento sul lavoro. I tirocini li conoscete, li avete già fatti, voi siete di terza per esempio, a occhio, vero? Ok, quindi avete già fatto un'esperienza di tirocinio l'anno scorso, l'avete fatta in Italia però. Ok, c'è la possibilità di andare anche all'estero a fare più o meno la stessa cosa, per periodi brevi, oppure
Per i ragazzi un po' più grandi e anche le ragazze di almeno 18 anni pensiamo anche a dei tirocini più lunghi che possono durare anche 3 mesi, addirittura fino a 6 mesi. Adesso vi racconto molto velocemente che cosa abbiamo in serbo per quest'anno formativo. Quindi queste sono proprio opportunità aperte e se vorrete saperne di più, insomma, seguite i nostri canali social perché presto apriremo i bandi di selezione per alcuni di questi progetti. Allora, quest'anno, grazie a 2 progetti regionali che si chiamano MOVE, sono in tutto 60 gli allievi e le allieve delle nostre scuole di formazione professionale che andranno all'estero, in Irlanda, quasi sicuramente a Dublino, e a frequentare un corso di lingue, ok? Un corso di lingue appositamente pensato per loro e per il settore di studi che hanno intrapreso. Saranno accompagnati da 2 formatori di ENAIP e quando rientreranno avranno la possibilità di fare un esame di certificazione linguistica di livello B1. In terza, quando si esce dal terzo anno, bisognerebbe avere, diciamo, un livello A2, okay, di competenza linguistica inglese. Noi qua, a chi va via per 2 settimane, gli diamo proprio un boost e cerchiamo di portare a un livello superiore, quindi ad avere almeno un B1. La partecipazione a questo progetto è assolutamente gratuita, ok? Sono progetti finanziati, vedete sotto ci sono tutte le figurine dei loghi della Regione Veneto, del Fondo Sociale Europeo, che finanzia e dà l'opportunità appunto ai ragazzi di partecipare invece gratuitamente. Un'altra cosa carina che facciamo è l'Erasmus. Fino a qualche anno fa l'Erasmus era solo per l'università, si sentiva parlare di Erasmus solo per gli studenti universitari. E adesso non è più così, da un bel po' di anni, invece l'Erasmus è diventato Erasmus Plus, è un programma europeo, il programma principale finanziato dall'Europa per la mobilità formativa. Noi abbiamo vinto dei progetti e anche qui gratuitamente diamo la possibilità a 21 ragazzi e ragazze per la prossima estate di andare per un periodo di 3 settimane a Valencia, in Spagna, a fare un tirocinio. Okay, quindi in questo caso è un tirocinio breve, lo chiamiamo perché sono 3 settimane, però è un'ottima occasione di fare una prima esperienza all'estero, sempre in un ambiente insomma molto protetto e presidiato dalla vostra scuola, dove ci sarà comunque un formatore di ENAIP che vi accompagna. E ovviamente il tirocinio nel settore di qualifica. Ultimissima cosa che non riguarda diciamo nello specifico i ragazzi ma che i nostri studenti e le studentesse, ma che in qualche modo è molto importante anche per loro, cioè non sono solo gli allievi che vanno all'estero, sono anche i formatori e il personale di ENAIP che partecipano ad esperienze di mobilità. Allora voi dite, vabbè, a me il mio professore si vede che può andare a fare un corso anche lui, il mio formatore. È importante perché sono attività di crescita e che facciamo in ENAIP per aumentare la qualità della formazione, okay? Quindi del servizio che facciamo anche a voi. Vanno all'estero, il personale va all'estero per fare un corso di aggiornamento, per conoscere appunto il sistema della formazione professionale in un altro paese, magari vedere come funzionano le scuole di formazione in un altro paese, prendere qualche spunto, vedere se c'è qualche cosa che magari in Germania tipo sanno fare molto bene, meglio anche degli italiani, per esempio il sistema duale in Germania. Se lo sono inventati lì, andiamo a vedere come lo fanno e poi proviamo a portare queste buone idee nelle nostre scuole. Ok, allora vediamo un po' che tempo, devo tenere d'occhio un attimo i tempi, no? Infatti io adesso interrompo questa presentazione, ci torno dopo se abbiamo possibilità, perché non vorrei rubare del tempo invece a Sara che ha preparato per voi un'attività molto simpatica, quindi le passo la parola. Grazie Daniela. E allora, in questo pezzetto di presentazione vi serviranno queste palette che vi abbiamo distribuito, le avete tutte confermate?
Yes, ok. Allora, come funziona? Faremo questo quiz su quanto ne sappiamo di mobilità internazionale. Un po' a livello personale su cosa ci aspettiamo, un po' a livello pratico su come bisogna comportarsi, insomma, su certe procedure che vanno seguite. Qualcosa ve l'ha già anticipato Daniela, vediamo se siete stati attenti alla presentazione. Allora, un breve ripasso di come funziona: avete la paletta segnaletica per votare, yes o no, e a ogni domanda quindi alziamo la paletta con la risposta verso di noi che pensate sia corretta, e non tutte le domande hanno una risposta giusta o sbagliata, alcune sono anche appunto un'opinione personale, quindi ci farà piacere anche vedere un po' di varietà nelle risposte, per quanto siano due possibili, yes o no. E per qualsiasi altro dubbio saremo noi a rispondere, perché ci sono domande che poi potranno essere anche motivo di approfondimento su certe curiosità. Allora, facciamo 2 domande di prova per vedere se siamo reattivi. Prima domanda: avete mai pensato di partecipare a un programma di studio all'estero? Yes no, yes no. Quanti sì? Ci sono tanti sì, questo mi fa molto piacere. Siete pronti a fare un rapido test su ciò che sapete sulla mobilità? Tutti sì, ottimo, allora possiamo cominciare. Prima domanda: durante un programma di mobilità si impara solo l'inglese? Bravissimi, vedo che siete stati attenti a quello che ci diceva Daniela, ottimo. E serve una certificazione linguistica minima prima di partire? Ok, no, sì, sì, no. Ok, allora Daniela mi confermerà. Dipende. Vediamo se, sì. Ecco, adesso ci sono di nuovo. Dipende dal progetto, però no, si va all'estero per migliorare la lingua, quindi di solito conta molto di più la motivazione che non la competenza linguistica di partenza, ok? Grazie Daniela. Ok. Preparazione per partire. In volo. Si possono portare dispositivi elettronici in aereo? E la risposta è sì, chiaramente. Si può portare con sé un coltellino svizzero in aereo? Vediamo C'è qualche quanti, yes, qualche no. quanti arrestati. No. No, allora, è uno degli oggetti vietati da portare in aereo, mi raccomando, che non succeda proprio al momento di partire che rimaniamo a piedi, ecco. Allora, posso farmi accompagnare da qualcuno fino all'imbarco? L'imbarco è il momento in cui prendiamo l'aereo. Abbiamo superato i security check, quelli dove controllano i coltellini svizzeri, e nessuno senza un'alta carta d'imbarco può venire con noi, ok? Che documenti portare? Si può viaggiare in Europa senza il passaporto? La risposta è sì. In Europa basta la carta d'identità. Si può viaggiare in Europa senza la carta d'identità? Questa era una domanda tra pocchetto. I nostri partner lo sanno, perché tecnicamente basta un altro documento identificativo tipo la patente, giusto? Oppure È una bella gatta da pelare questa della documentazione, però ne approfitto per dirvi, siccome dipende, ci sono alcuni paesi che hanno, per esempio lo sapete, in Europa abbiamo l'Inghilterra, sta ancora in Europa, però è uscita da alcuni accordi, no? E quindi il documento per viaggiare verso l'Inghilterra, ad esempio, è differente da quello che mi serve per andare in Irlanda, per esempio. Però ne approfitto per dirvi che ci occupiamo noi di questo. Quindi quando partecipate a un progetto di mobilità non vi preoccupate, perché ENAIP vi aiuta a capire se vi serve il permesso di soggiorno, ad esempio, e un sacco di altre cose.
Sì, chiaramente non basta questo quiz per essere pronti a partire, diciamo. Ok, compagni di avventura. È possibile portare con sé il proprio animale domestico durante un'esperienza di mobilità? Qualcuno porterebbe con sé il proprio animale domestico. C'è qualcuno che sta scegliendo di non votare addirittura e sono pure delle facce note, insospettabili. Ebbene, mi sa che chiariamo ogni dubbio, non si può. Allora, è normale che i partecipanti a programmi di mobilità condividano l'alloggio con altri studenti? Chiaramente, e tra l'altro fa parte dell'esperienza, perché comunque non saremo da soli, e anche partissimo da soli non possiamo pensare di passarci una settimana piuttosto che un mese o 3 senza poter conoscere altre persone, che lo vogliamo o no. Quindi fa parte proprio dell'esperienza di uscire di casa, ma uscire anche per la propria casa, inteso il proprio ambiente di comfort in cui parlare italiano e rivedere sempre le stesse facce, ed è anche una delle parti più belle, insomma, di queste esperienze qua. Ci sono opportunità di partecipare ad attività di scambio culturale con la gente del posto durante la mobilità? Decisamente sì, anzi consigliato. Ok, il tempo di permanenza. C'è un limite al numero di volte in cui uno studente può partecipare a un programma di mobilità? Ok. C'è dell'incertezza qua, vedo un po' al pubblico Qualcuno ci spartito tra il ragiona. rosso e il verde. Ed è giusto che ci sia un po' di incertezza, perché in effetti dipende dal programma che lo finanzia, ok? Chiaramente qui parliamo di attività, appunto, di programmi europei o di programmi regionali che finanziano l'attività. Quindi possono esserci alcuni progetti ai quali si può partecipare soltanto una volta, e d'altronde è anche un po' comprensibile e giusto, insomma, che le opportunità vadano a più persone invece che sempre le stesse. Altra domanda, è possibile prolungare il soggiorno nel paese ospitante dopo la fine ufficiale del mio programma di mobilità? Ok, sì, no, beh, direi che si sa abbastanza, però diciamo che ci sono dei limiti. Esatto, ci sono anche qui dei limiti in alcuni progetti, diciamo che la mobilità purtroppo non può essere prorogata tantissimo, in altri invece sì, con grande flessibilità. Una cosa che si può sempre fare però è ritornare nel paese dove si è fatta la mobilità. È una cosa che succede di frequente anche con gli studenti di ENAIP che sono andati all'estero a fare uno stage, anzi abbiamo proprio degli esempi recenti. Si finisce il programma Erasmus, dopo aver fatto il proprio tirocinio si rientra in Italia, ma non è detto che l'azienda presso cui si è fatto il tirocinio non ti chiami proprio per una collaborazione invece lavorativa. E invece si può scegliere un tipo di stage part-time da svolgere durante la mobilità? Sara, le palette sono sempre più basse, hai notato? Sì, iniziano a dire, ma qua meglio che rispondano loro. Beh, allora, su questa scelta qua dipende anche qui dal bando di mobilità a cui applichiamo e dalle opzioni che ci sono, perché la scelta è ovviamente limitata in un ventaglio di possibilità che noi offriamo. Esattamente, soprattutto dipende, come al solito, dal matching, lo chiamiamo, quindi da come il tirocinante viene associato all'azienda, abbinato all'azienda. Diverse aziende possono avere per esempio esigenze, fabbisogni differenti, prevedere il lavoro su turni, avere una vacancy, quindi avere necessità in quel momento lì di una posizione part-time oppure a tempo pieno. Per altri progetti invece abbiamo proprio un limite preciso anche di ore di presenza da realizzare presso l'azienda, quindi è tutto molto cucito per la persona, per l'esperienza singola.
Ok, torniamo un po' alle nostre tecnologie. E si possono portare con sé dispositivi elettronici tipo laptop, tablet durante la mobilità? Chiaramente sì, ovviamente se il nostro stage non prevede l'utilizzo di PC o tablet restano degli oggetti da utilizzare nel tempo libero, chiaramente, però nessuno vi vieta di portarvi quello che più vi fa comodo da utilizzare nel tempo libero. I miei dispositivi elettronici funzionano con le prese di corrente all'estero? Ok, allora i miei dispositivi elettronici funzionano sempre con le prese di corrente all'estero? Occhio, non sempre. Bisogna arrivare un po' preparati, magari con un adattatore universale, se non si vuole magari mettersi a cercare proprio su internet quali prese ci sono in Germania piuttosto che quali prese ci sono in Olanda. Tendenzialmente molto spesso si trova, però direi che è buona norma magari pensare a portarsi un piccolo adattatore universale per qualsiasi evenienza. Arriviamo al tempo libero, un'altra delle parti più belle di questa esperienza chiaramente. È consentito viaggiare in altri paesi durante il tempo libero mentre si partecipa alla mobilità? Sto suggerendo. È arrivato un suggerimento, infatti ho visto troppi no da quello che mi aspettavo. No, perché nei progetti di mobilità che organizziamo per i nostri studenti, che di solito sono un po' picciotti, sono un po' piccolini, non tutti sono maggiorenni, non si va, cioè si sceglie la destinazione e si resta in quel paese. Per questioni organizzative, sicuramente per questioni assicurative. Quando andate all'estero con un progetto di ENAIP siete assicurati e abbiamo bisogno insomma di tenervi sempre un po' sott'occhio. Grazie. È consentito guidare un veicolo a noleggio o personale durante un soggiorno nel paese ospitante? C'è o no? Allora, vi avevo dato un piccolo suggerimento. Allora, chiaramente non è che c'è una legge che ci dice di no, però e per molti dei tirocini, per alcuni dei tirocini che organizziamo, può essere anche previsto che vi dobbiate spostare con persone maggiorenni con la patente, si possano spostare autonomamente. Però è una cosa che dobbiamo sempre sapere e organizzare assieme, sempre per questioni assicurative. Ok? Ultima domanda, è consentito tornare in Italia nel tempo libero durante la mobilità? Infatti ormai vi ho terrorizzati tutti, adesso avete detto di no tutti. È proprio così, Dovete nel stare senso, lì. ovviamente se ci sono dei casi particolari c'è la necessità di rientrare, si cerca di organizzare e si valuta il caso, ma tendenzialmente la mobilità è un momento che dedichiamo proprio all'esplorazione di quel paese lì, non c'è bisogno di tornare in Italia, almeno, chiaro, se uno sta via 3 settimane non c'è nessun bisogno, ecco, di rientrare. Ok, passiamo alle questioni linguistiche. Nel programma di mobilità sono previsti corsi di lingua per migliorare le competenze linguistiche? Assolutamente sì, e dipende un po' sull'obbligo che c'è di seguire questi corsi, per esempio se vuoi approfondire questa parte certo. sulla piattaforma. Esattamente, dipende anche qui, ci sono alcuni programmi che sono pensati proprio per fare un corso di lingua all'estero, avete visto prima i progetti Move ad esempio. Per quanto riguarda invece le mobilità Erasmus, è la piattaforma Erasmus che mette a disposizione un sistema di e-learning che si può consultare già prima di partire, quindi ci sono dei corsi online di lingue che coprono tutte le lingue europee e si può quindi cominciare già a prepararsi prima della partenza e si possono continuare ad utilizzare all'estero. Inoltre di solito ENAIP, quando organizza dei progetti di mobilità,
anche di stage, dedica comunque le prime giornate di permanenza all'estero a un piccolo corso di lingue, di sopravvivenza linguistica, diciamo, insomma. Si riceve una certificazione per l'esperienza di un programma di mobilità all'estero? Ok, direi che è chiaro, si sa, e ci sono diversi tipi di riconoscimenti che si ricevono, anche lì in base al programma che si è svolto. C'è, correggimi Daniela, l'attestato di partecipazione alla mobilità. Esattamente. Può esserci un attestato o addirittura una certificazione linguistica nel caso di un corso, Sì, appunto, di lingue. C'è una cosa che si chiama Europass Mobility che rilasciamo e che è a rientro dalla mobilità e che è un'attestazione proprio dei risultati d'apprendimento, li chiamiamo, cioè sostanzialmente delle cose che siamo andati a fare all'estero e che abbiamo imparato durante la mobilità. È un certificato, lo dice il nome, europeo, è Europass Mobility, che poi potete allegare al vostro curriculum e ha valenza in tutta Europa. bene. Iniziamo con domande un po' più Complicate. da capire un po' se è un yes o un no. È possibile scegliere la città o il paese in cui svolgere lo stage in un programma di mobilità internazionale? Anche qui non abbiamo la paletta dipende. La Forse prossima volta la servirebbe. facciamo. Esatto, ci sono alcuni progetti come quelli che vi ho elencato prima dove la destinazione, diciamo, è fissa. Quindi il progetto Move sappiamo già che andremo in Irlanda, ok? E tutto il gruppo di partecipanti andrà in quel paese lì. In altri progetti possiamo esprimere delle preferenze, per esempio in Erasmus uscirà un bando dove ci saranno delle 2 o 3 opzioni e quindi ci si può candidare per una destinazione specifica. Si deve pagare una quota di iscrizione per andare all'estero con un programma di mobilità? I programmi di mobilità di ENAIP Veneto sono tutti gratuiti per i partecipanti, completamente gratuiti. Okay? Quindi le persone non hanno, i nostri studenti e studentesse non hanno spese se non quelle personali. Vuol dire che da quando partite da casa per la mobilità, il trasporto, il volo aereo, i trasporti locali, l'alloggio, i pasti, il corso, è tutto spesato. Okay? Quindi non dovete pagare nulla. Se la sera uscite a bervi qualcosa con gli amici o a fare un po' di festa, quello chiaramente invece è a carico vostro, o il souvenir che volete portare a casa, alla mamma, al papà, il magnete da mettere sul frigo, la cartolina. Però vedo che sono stati attenti perché l'avevi anticipato e ho visto una buona percentuale di no. È possibile candidarsi a più programmi di mobilità contemporaneamente? Yes, no. Abbiamo metà e metà. Qualcuno ha anche rinunciato proprio ad alzare la paletta. Non Ti ho sa. visto che non alzi più la paletta. No, scherzo. Ok. Allora, adesso vi siete fatti prendere dall'entusiasmo, volete candidarvi a tutti i progetti di mobilità, uno alla volta. Intanto cominciamo con uno alla volta. Ok. Poi, ecco, questa è anche un po' interessante per capire un po' come funziona, se succede qualcosa, se vi fate male o via dicendo, se vi ammalate, chi lo sa. Si ha una copertura assicurativa sanitaria durante il periodo di mobilità? Bravi tutti, yes, direi che anche su questa ti hanno ascoltata, l'avevi già anticipato. Sì, aggiungo, c'è poco da aggiungere in realtà, nel senso abbiamo sicuramente tutti i partecipanti vengono assicurati anche contro gli infortuni e poi se stiamo in Europa avete presente il vostro codice fiscale, la vostra tessera sanitaria, quella cosa lì funziona in tutta Europa, quindi se vi succede qualcosa andate da una guardia medica, un ospedale e non dovrete pagare nulla. Bene, io direi che possiamo chiudere con qualche ultima domanda un po'
su cosa insomma ne pensate di questa presentazione e se siamo state brave, esaustive, se avete altre domande siamo qui. Nella scelta di un programma di mobilità ha più importanza la preferenza personale rispetto alle possibilità di sviluppo professionale? È un'opinione personale, cosa guardereste di più? Una preferenza per la destinazione o le possibilità che avreste di crescere a livello professionale? Tanti no, ha più importanza la possibilità di sviluppo professionale. Molto bene. No, bisogna scegliere un posto dove si ha voglia di andare, chiaramente, che ci fa voglia di conoscere, di vedere. Non possiamo però scegliere la destinazione unicamente perché è vicino alla spiaggia, insomma. Ecco, può essere un elemento importante, però accanto ci sta, si chiama mobilità formativa, insomma, la facciamo perché quello lì è lo scopo. Ok, secondo voi le esperienze di mobilità possono contribuire a promuovere una società più inclusiva e tollerante? Perché vedo un no. Ho corretto una risposta. No, bene, sì, assolutamente. Noi crediamo in questi progetti anche per promuovere la società più inclusiva e tollerante e anzi non smetteremo mai di ripetere questa cosa. E ultima domanda, secondo voi un'esperienza di mobilità è un'opportunità per acquisire una prospettiva più ampia di studio o di lavoro? Tutti sì, bravissimi, grazie mille. Abbiamo finito col quizzone. Oh yes, finito col quiz io chiederei alla regia, molto bello, chiedo alla regia per piacere di rimettere la mia prima presentazione, per favore. Se ce la facciamo, che era il PDF, eccolo qua che sta arrivando, fantastico, perché riprendo, visto che volevo essere sicura di avere il tempo, di raccontarvi un attimo, ma che bello, ma stanno scorrendo loro, che bravi, ma che fantastico. Prima, zac, questa, perfetto, ma non neanche mi serve il telecomando perché sono molto bravi in regia e a proposito, grazie, che stanno chiusi, insomma, lì dentro a governare tutto. Allora, vi racconto che cosa fa l'ENAIP prima della mobilità, durante e dopo. Allora, prima quello che facciamo esce un bando, qualcuno è interessato, voglio partecipare, vorrei partire, vorrei andare a fare tirocinio a Valencia, voglio andare a fare corsi di lingua a Dublino. Nel bando ci sarà scritto con chi dovete parlare per prendere delle informazioni. Allora da lì comincia un percorso dove vi aiutiamo con un po' di orientamento, vi diamo le informazioni che vi servono e vi aiutiamo a capire se avete una motivazione bella forte, per noi è la cosa più importante. E poi capire che aspettative avete. Le aspettative cosa sono? Aspettativa vuol dire, no? Quello appunto che mi aspetto che succederà, le speranze, gli obiettivi che mi sto dando. Questo ci serve per aiutarvi a scegliere il progetto giusto per voi, proprio per il vostro profilo. Ci sono progetti, ve l'ho detto, diversi, alcuni per durata, per destinazione, non sono tutti uguali. Magari la prima volta, se qualcuno è un po' ancora insicuro, non è mai stato lontano da casa per un periodo, chiaramente gli consigliamo una mobilità un po' più breve. E viceversa, se è ora che prenda il volo, perché non lanciarsi e stare 3 mesi in Olanda a fare una bella esperienza in azienda. Diamo molte informazioni pratiche e poi cerchiamo un pochettino di trovare dei modi anche divertenti per vincere la paura della lingua, perché lo sappiamo che è il grande scoglio, la paura di dire cavolo, vado in un paese all'estero, riuscirò ad arrangiarmi con il mio inglese, con il mio spagnolo. Ecco, cerchiamo di fare dei piccoli interventi di formazione per rompere il ghiaccio con le lingue straniere. Durante la mobilità nessuno viene abbandonato. La mobilità formativa è un bel modo per andare all'estero, magari anche per la prima volta, prendere l'aereo per dire per la prima volta, sapendo di poter contare su qualcuno che ci dà una mano, no? Allora, quello che facciamo durante la mobilità, cerchiamo sempre di restare in contatto con i partecipanti. I più giovani vanno sempre accompagnati, quindi un gruppo di 10 ragazzi che va a fare uno stage a Siviglia avrà almeno un formatore con sé di ENAIP per tutto il periodo.
I più grandi invece fa un po' parte dell'esperienza, insomma, i ragazzi maggiorenni vanno da soli. Allora organizziamo degli incontri online di monitoraggio. Vuol dire che ci diamo un appuntamento online, Sara ne ha fatti tanti, quest'estate con 4 ragazze che sono state in Olanda, gli chiediamo come sta andando, se c'è qualcosa che non funziona o che è diverso da quello che si aspettavano, se invece va tutto bene ci facciamo raccontare cosa stanno imparando. Li aiutiamo anche a distanza a risolvere piccoli o grandi inconvenienti della vita all'estero. E passo dopo passo, appunto. E ci siamo, insomma, costantemente. Su 3 mesi di mobilità le sentivamo tutte e 4 insieme ogni 2 settimane, un'oretta di monitoraggio per capire come andava, e poi comunque i nostri numeri di telefono li hanno sempre e chiaramente ci possono sentire in qualsiasi momento se ce n'è bisogno, chiaramente. Certo. Dopo la mobilità cosa facciamo? Lì è un momento che è importante per noi ed è importante per chi ha partecipato alla mobilità. Noi incontriamo le persone che sono state all'estero e gli facciamo una serie di domande, gli facciamo dei questionari, facciamo un incontro in cui ci facciamo raccontare bene che cosa è successo all'estero, appunto che cosa è andato bene, se c'è qualcosa che invece i partecipanti avrebbero voluto che andasse diversamente, qualcosa che non si aspettavano, qualcosa che li ha stupiti positivamente, qualcosa che li ha lasciati un po' così. Tutte queste informazioni servono ad ENAIP per migliorare, perché ci impariamo moltissimo, sono informazioni importanti. L'anno dopo, quando organizziamo la mobilità successiva, ne teniamo molto conto e cerchiamo di migliorarci. Quando tornate vi rilasciamo le attestazioni, i certificati di cui parlavamo prima, e poi in questi colloqui, che di solito sono di gruppo, al rientro, parliamo con i partecipanti perché a volte è difficile capire quante cose si sono imparate all'estero, cioè soprattutto se l'esperienza è recente. Guardate che anche solo 3 settimane per la prima volta da soli lontano da casa in un'azienda in Spagna ci insegnano tantissimo. Tutti quelli con cui ho parlato che hanno fatto questa esperienza mi dicono: ma non me la dimenticherò tutta la vita, sono una persona diversa, e sono emozioni, sono sensazioni ed è difficile delle volte razionalizzarle invece e capire proprio che cosa ho imparato, in che cosa sono migliorata o migliorato. È un passaggio importante, vi guidiamo noi nel capire in termini proprio di competenze, okay? Di autonomia per esempio, di responsabilità, di gestione del tempo, di indipendenza e competenze professionali anche ovviamente. Vi aiutiamo a capirle, a prenderne consapevolezza e a capire come sfruttarle al meglio, come ad esempio descriverle nel vostro curriculum, okay? E valorizzarle, quindi nel lavoro soprattutto, ma anche nella vita di tutti i giorni. Ok, stavolta ho davvero finito con questa presentazione e quindi ripasso la parola a Sara, in realtà, che vuole mostrarvi un video. Beh sì, abbiamo parlato molto nella teoria, abbiamo fatto i giochini, però effettivamente noi abbiamo esperienze da portare ad esempio recentissime. Io personalmente parlo di queste 4 ragazze neodiplomate che quest'estate abbiamo mandato 3 mesi in Olanda a fare un tirocinio in un villaggio turistico che era vicino alla spiaggia, quindi avevamo anche la gratificazione personale di avere un posto molto carino dove stare, e di cui queste 4 ragazze, 3 dalla sede ENEP di Conegliano e una dalla sede ENEP di Verona. Queste 4 ragazze erano 2 studentesse dell'indirizzo turistico e 2 della ristorazione, una cucina e una sala bar e cameriera. Hanno fatto un'esperienza tutte insieme in questo villaggio in cui un po' reception, un po' snack bar, ristorante, brasserie, c'erano tante postazioni in cui un po' hanno rotato e quindi hanno avuto modo di sperimentarsi in tutte le mansioni, persino appunto dall'indirizzo turistico hanno dato anche una mano al ristorante e si sono divertite come matte. E avendole accompagnate ho avuto la possibilità di vedere 3 giorni come andava,
sarei rimasta volentieri anch'io e sono qui anche, insomma, le avevamo invitate ma non hanno potuto esserci, ma io le ho pinzate prima e ho filmato delle piccole interviste in cui ci raccontano come sono andati questi 3 mesi e quindi niente, farei parlare loro. Marica, Vittoria, Stefania, Kulbinder, 18, 20 anni. 21 anni, 19 anni, Turismo. alberghiero settore cucina, ristorazione nello specifico sala bar, settore turistico, promozione e ospitalità, non riuscire ad integrarmi con lo staff, speso della valigia, Non riuscire a socializzare con le persone. Viaggiare da sola. sicuramente la lingua, la lingua, Ho mangiato un fricandel. fare il fricandel, Che cos'è? è un Una salsiccia piatto tipico strana. olandese. Mance persistenti tutti quanti i giorni, pure in cucina. Per andare in giro se devi prendere l'autobus, sull'autobus devi pagare solo con la carta. perché persino i bambini piccoli usano la carta, Le persone disponibili a parlare in inglese, le mie colleghe dell'Erasmus, Il fricandel. la cosa più bella è che mi hanno lasciato il mio spazio per creare, ad esempio, cocktail. e poi anche un po' di conoscere nuove persone, nuove culture, Lo spirito di gruppo e la voglia di lavorare in team. l'ambiente amichevole e familiare. Siamo riusciti a creare un bel gruppo. Sicuramente confidence, La frase è step by step. Stare in un nuovo posto in una lingua diversa dalla mia Che bei ricordi. e sapermi arrangiare. i problem solving skills, Certamente. sicuramente sì. Assolutamente sì. Of course. Ma dai! So carine, so tanto carine. So. E ci tengo a precisare che non ho suggerito nessuna risposta, cosa che mi aspettavo di dover fare. Hanno fatto tutto loro. Buona la prima, non si sono preparate. Tra l'altro il feedback che abbiamo avuto da questa azienda è stato strepitoso, cioè ci hanno detto ma mandateceli tutti gli studenti e le studentesse di ENAIP, sono state veramente bravissime, quindi adesso ci stanno davvero dando la caccia perché, ed era anche un ambiente internazionale, quindi queste 4 ragazze hanno lavorato assieme a altri stagisti da tutta Europa, si sono divertite molto. Sì, tra l'altro aggiungo l'ultima cosa a proposito di prolungare l'esperienza, tornare, tutte loro vogliono tornare, una già si è messa d'accordo per fare la prossima stagione estiva da dipendente in questa azienda, autonomamente ha deciso di ripartire e un'altra ci sta pensando in base un po' agli studi che ha deciso di proseguire. E la Stefania in particolare mi ha colpita molto perché aveva molta paura della lingua e alla fine di questi 3 mesi mi ha detto che stava programmando di andare a New York a lavorare in un futuro. Quindi la carica c'è stata. È stato solo l'inizio, davvero, chissà cosa ci mettono dentro sto fricandella a sto punto perché veramente le ha scioccate. E molto bene, allora io penso che in realtà siamo quasi in conclusione del nostro incontro. Vi ripeto, ricordo a tutti di seguire i nostri social di ENAIP Veneto, perché su Instagram e su Facebook sicuramente daremo visibilità quando escono i bandi per le prossime mobilità estive. Adesso abbiamo visto questi qui, ristorazione e turismo, ma li abbiamo organizzati anche per gli informatici e ci piacerebbe tanto anche farlo per i meccanici, quindi un po' alla volta apriamo a tutti i settori e speriamo a tutti i centri di formazione presto di ENAIP, ok? Quindi mi raccomando seguiteci. Io Sara
ti ringrazierei intanto della presenza oggi e pubblicamente mi Grazie scuso a te, perché non c'è il Daniela. suo nome sul volantino perché è colpa mia. E quindi lì sotto Sara Bollarino, Project Officer di ENAIP Veneto. E, spero che sarà coinvolta assieme a noi nell'accompagnamento dei prossimi gruppi quest'estate. Allora, volevo raccontare anche un secondo soltanto, lancio l'evento prima di lasciarvi con un ultimo contributo che sarà un altro video che utilizziamo per salutarvi. Fra pochi minuti in realtà parte un evento successivo sempre qui a questo stand, è un evento dedicato al mondo del terzo settore, ok, quindi può essere interessante anche per voi ragazzi, ma è decisamente interessante per chi si occupa insomma appunto di terzo settore, quindi lavora o ha un ruolo anche decisionale all'interno di cooperative sociali, associazioni. Si parla di innovazione sociale, ovviamente riguarda anche l'istruzione professionale e saremo sempre qui in questo stand per la prossima ora. Adesso però appunto vi salutiamo con un ultimo video che è una collezione di foto raccolte in tutti questi anni di mobilità, sia di staff che di allievi. Vi faccio la lacrimuccia ogni volta che lo guardo perché insomma ho accompagnato la maggior parte di questi gruppi e così è un saluto, un incoraggiamento a partecipare ai prossimi progetti. Sara, vuoi fare un saluto anche tu da parte tua? Beh, ringrazio intanto per l'attenzione e la proattività in questo giochino che abbiamo voluto organizzare. Bravissimi. E spero di essere stata insomma anche un po' coinvolgente, perché sappiamo chiaramente che andare avanti solo di slide non è proprio il massimo, soprattutto per presentare dei progetti così dinamici e così vari. E vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e speriamo insomma di potervi rivedere poi nella partenza verso qualche meta futura estera. Nuovi orizzonti, esatto. Allora regia, mi fa partire l'ultimo video per favore. Eccolo. Bene, grazie ancora di essere restati qui Grazie. tutta l'ora. Siete i migliori quizzatori della storia, bravissimi. Grazie.